Amici bellini, è finito il campionato, non ci posso credere, o meglio ci credo, finalmente, non ce la facevamo più. Ma prima di fare un recap di quello che è successo nel campionato, io credo che dobbiamo fare un top e flop, dobbiamo fare un pagellone completo di tutti i giocatori del Napoli, ci dobbiamo ricordare delle cose successe con Agnolotti, qualcuno l'ha chiamato Agnolotti, ma lo faremo probabilmente domani. Oggi vi dovete gustare la seconda parte dell'intervista, perché voi l'avete conosciuto nel video di presentazione a Osimhen, che vi metto nella scheda là sopra. Dopodiché Antonio Moschella, giornalista inviato per il calcio internazionale, tra l'altro per Tuttosport, per il Mattino, per una serie di testate così, i professionisti che si chiamano su questo canale, che tra l'altro vi dico in anteprima, potrete seguire su Radio Marte Sport Live, che il buon Iannicelli lo ha chiamato e ha detto parliamo di Barcellona-Napoli, e hanno chiamato a lui, quindi noi qua l'abbiamo chiamato prima, perché siamo avantissimi, e ringraziamenti infiniti per voi, perché il canale sta leggermente esplodendo, 128 iscritti solamente ieri, proprio i 2 video sono andati benissimo, anche se io vi vedo che, per esempio il video sulla Lazio, 600 erano quelli iscritti, quindi ci sono 1000 di voi che non l'hanno visto, e poi ci sono stati 3800 che l'hanno guardato senza iscrivervi. Iscrivetevi al canale per un favore mio personale, poi voi lo vedete, il supporto è diverso, perché io questi giornalisti qua forti voglio papà, quindi mi serve il supporto anche per questo, perché non li possiamo chiamare sempre a gratis, ma continuate a vedere tutto, e prevedo una live su questo canale giovedì verso le 7:30, avrete una conferma nel community tab, quindi seguite lì. Annuncerò una seconda live dove richiameremo Antonio Moschella e faremo le ultime, faremo domande eccetera eccetera, perché ci stiamo avvicinando, questo è l'avvicinamento al Barcellona, quindi è importante sapere le ultime, saperne di ogni. Vi lascio all'intervista, che trovate tra l'altro anche sul podcast di Caffè Napoli 1926, e a voi buon ascolto, divertitevi e se vedete quelli che ne capiscono. Amici bellini, benvenuto in questa puntata veramente speciale, perché abbiamo un ospite d'eccezione. Voi sapete, nell'altra live avevamo il nostro Angelo Pierantoni, compagno di classe, e un altro compagno di classe, ma i livelli salgono sempre di più, un giornalista, tra l'altro inviato a Barcellona, perché abita a Barcellona. Chi potevamo chiamare di meglio se non Antonio Moschella? Benvenuto. Vabbè, va. Hai fatto una presentazione da amico, però ci sta, dai, va bene, mi fa piacere. Partiamo dall'amicizia e poi c'è la competenza. Noi preferiamo sempre avere qualcuno che ne parla, che sa di cosa dice, perché ultimamente io ho fatto pure un video sulla larghezza del campo, no, che tutti i giornalisti dicono è larghissimo, quella è misura standard, come tutti. Sì, sembra, perché capito, è quasi grandangolare la vista che si fa, essendo corrido ovale, allora sembra più grande, ma pure Highbury di cosa sembrava un giardinetto, invece comunque non era piccolo, tutto un fatto di prospettive, le telecamere, e anche il fatto che gli inglesi si lamentavano perché loro ce l'hanno un po' più piccolo. Ma chiudiamo la questione delle dimensioni, perché è una parentesi. Andiamo al sodo, insomma. Andiamo al sodo. Sì. Allora, noi dall'Italia, io da New York, ma in generale dall'Italia, si sentono di Barcellona che era in crisi, insomma ha perso la Liga, però si parlava di questo. È arrivato secondo. Comunque, il Napoli arriva secondo in Liga. Io lo domando, ma il Napoli arriva secondo in Liga? Esatto. O terzo? Esatto. Scusa, ti ho interrotto, vai. No, figurati. E quindi volevamo capire nello specifico i bisticci Messi, perché adesso si sta parlando di Messi addirittura che è sul mercato. Guarda, allora, di sicuro c'è che il rapporto tra società e presidente è pessimo. Cioè, scusami, tra squadra e presidente, perdono. Sì. Squadra e presidente, e Messi è il primo. Per dirti, Messi, questa è una cosa che ti filtro, un mio amico l'ha intervistato per il Pallone d'Oro a dicembre, e quando venne a sapere Messi che il presidente sapeva che lui aveva già vinto il Pallone d'Oro, aveva capito che gli avevano già filtrato la notizia a 2 giornali catalani, e ha fatto una faccia, capito, come a dire... Allora praticamente è da molto che il rapporto tra Bartomeu e la squadra stessa si è inclinato moltissimo, e l'anno prossimo ci sono le elezioni. Allora è chiaro che poi al di là degli alcuni errori sul mercato, che anche secondo me, per esempio vedi Griezmann non è stato un giocatore funzionale, mo magari un po' si sono ripresi, però di base il problema è uno: hanno fatto molti errori sul mercato. Da quando è andato via Neymar hanno sbagliato tra sostituti sbagliati, tra giocatori comprati male,
e vari infortuni, e di base si è un po' come dire, è calata l'armonia, hanno smesso di essere lo squadrone che erano fondamentalmente, e quindi di base adesso si sono trovati a essere pochi giocatori veramente di livello e molti dei quali sono vecchi. È vero. Allora, tu pensa che Vidal l'ho contestato quando è arrivato 2 anni fa e mo sta salvando capra e cavoli in continuazione, ed è un giocatore che dà sempre il meglio. Infatti è ottimo il fatto che lui non giocherà col Napoli, perché lui è uno che, capito, che comunque dà fastidio. Era quello che più anche, mi ha dato centravanti di sostituzione. Esatto, è anche inqualificabile, nel senso difficile da inquadrare tatticamente, perché non si capiva se stava giocando a sostegno. Esattamente. Prendeva demme, insomma. Esatto. È una bella Guarda, pecca. io quello che ti posso dire è che qui fanno molto le vittime, e qui sono molto, hanno uno squadrone, ma fondamentalmente sono provinciali, perché loro non hanno visto manco una partita del Napoli tranne la partita dell'andata. Sì. Pensano che il Napoli, visto che ha battuto la Juve in Coppa Italia, addirittura alcuni ho sentito dire che è favorito, cioè pensa un po', e soprattutto loro dicono vabbè no, perché noi siamo inguaiati, non fosse per Messi. Io la maggior parte degli amici di alcuni sono anche giornalisti ovunque o presunti tali, dicono vabbè, il vantaggio del Barcellona è l'1-1 dell'andata e il fatto di giocare con Messi. Io direi non solo questo, perché comunque il Napoli, ti ripeto, non arriva secondo o terzo in Liga, non sono abituati, ha fatto una stagione comunque brutta e praticamente comunque non è una squadra che sì, è vero che quest'anno le grandi partite le ha potute anche fare, però il vantaggio, l'1-1 dell'andata, tu ti rendi conto che il Napoli deve fare un 2-2 o uno 0-1, insomma. E considerando che il nostro problema al di là attuale di questo è il gol, perché non creiamo tanto, ma non segniamo mai. È così. Cioè dovrebbe giocare Osimhen già sabato prossimo, hai capito? C'è stato un amico che mi ha detto ma non si può tercerare a volo per la lista Champions, purtroppo non si può fare. E quindi no. Secondo te in chiusura, visto che mancheranno Vidal e Busquets, e quindi sono due pilastri insomma di questo Barcellona, secondo te dov'è che il Napoli potrebbe giocare? Dove potrebbe essere la chiave? Noi ci immaginiamo sempre che il Napoli non vada all'arma bianca all'attacco, stia guardingo per ripartire, giusto? Esatto. Sì, anche paradossalmente l'unica cosa buona di questo Napoli di Gattuso è che quando non fa la partita ti può fare male. Allora, come dire, Barcellona farà la partita, quindi il Napoli tiene e magari può farti un contropiede, un'azione particolare, perché comunque esce abbastanza bene, parla al piede. E il fatto del centrocampo che mi dicevi, sicuramente, visto che Arthur non torna al Brasile, saranno 3 maglie per 4 giocatori, quindi ci sarà De Jong giocherà sicuramente, Rakitic pure secondo me gioca, e poi sono Riqui Puig, Sergi Roberto, sì scusami, perché Sergi Roberto, lo sai, magari secondo me però giocheranno appunto Rakitic, De Jong e Riqui Puig, perché Riqui Puig piace molto a Messi come si infila tra le parti, o magari Sergi Roberto a posto di Rakitic. Però comunque De Jong sicuramente dovrebbe recuperare, Lenglet dovrebbe recuperare anche lui in difesa, Griezmann dovrebbe recuperare, però magari con Griezmann mettono Ansu Fati come alla sinistra. A me lui mi preoccupa. Ecco, bravissimo. Ti dico, io paradossalmente ho più paura se gioca il piccolino che gioca Griezmann. Mamma mia, che anche talento. Perché appunto devi prendere, a sto punto veramente uno deve pensare che, forse ti direi con un amico abbiamo pensato che visto il periodo di Di Lorenzo, non so se forse per contenere a destra o se torna Manolas metti Maximovic a destra, metti addirittura Isai proprio a contenimento. Ah, ecco, potrebbe nell'eventualità. Potrebbe anche essere, perché noi siamo in leggera emergenza ma poi Di Lorenzo non l'ho visto bene ultimamente. No, decisamente no. Quindi, già come idea titolare in questo momento i più in forma, Isai è più in forma degli altri terzini, e si pensava addirittura di sfruttarlo sulla sinistra al posto di Mario Rui per avere il piede comodo eventualmente. Però hai capito? Vabbè, ecco appunto. Al di là di questo, no? Poi tornando al fatto che tu metti di Messi, il fatto di Messi all'Inter ovviamente adesso no, è impossibile. Cioè Messi si libera tra un anno perché decide di non sfruttare il rinnovo automatico. Lui lo deve far sapere ogni anno il 30 maggio. Ah, ok. Il 30 maggio automaticamente lui può tranquillamente andarsene a gratis. E quindi quest'anno sicuramente non succede. Quindi se
tra un anno, ma sai, sarebbe forse l'ultimo anno prima poi di prepararsi al mondiale del 2022, però è molto difficile che lui lasci la realtà di qua, che comunque è una realtà molto tranquilla per lui, che ha 3 figli, c'ha la moglie, stanno tranquilli. Rosario, io sono stato a Rosario è Napoli in Argentina, è ancora più violenta, cioè capito, per dirti, è una situazione dove comunque veramente è difficile stare, e lui ovviamente, sai, lì si sentirebbe anche un po', sai, magari appunto troppo braccato, eccetera eccetera. Quindi questo ti dà pure il fatto di Messi. E penso, non mi ricordo se c'era qualche altra domanda o... No, io ti lascio andare, sei stato gentilissimo, no, carino. È un piacere. E i subscriber ti sono già grati, poi vedrai i commenti, ti manderò il link. Va bene, sì, poi dopo seguo, poi comunque ci aggiorniamo prima del... Ci aggiorniamo e magari uno di questi giorni, magari in avvicinamento alla partita del Barcellona, possiamo fare una live, così va bene, prendiamo qualche domanda live. Sì, ci sentiamo, poi ti dico, credo che sarà molto difficile che non si giochi qui, secondo me faranno di tutto per giocare qui. Ecco, questa è la domanda che non ti ho fatto sulla questione coronavirus. De Laurentiis sta giustamente, come faceva Galliani ai bei tempi, sta facendo di tutto per portare l'acqua al suo mulino. Sì. Questo io lo capisco, cioè, capito? Sta provando di tutto per fare una pretattica e dare un po' fastidio a livello dialettico, a livello appunto così amministrativo, per dire non si può giocare. Però alla fine qua, come dire, stanno tanti casi anche in altri posti dell'Europa, i giocatori sono controllatissimi, l'accesso allo stadio è blindato, cioè non è che stanno andando a giocare in Brasile che ci stanno 5.000-10.000 case al giorno. Quindi, come dire, secondo me si giocherà qua. È proprio molto difficile, anche sai, proprio organizzare a una settimana di distanza una partita a Porto. Cambiare gli alberghi, gli spostamenti, non mica è facile. Esattamente. Quindi questa è proprio la breaking, come dire, che ti potrei dare adesso. Comunque sì, settimana prossima fammi sapere, io con piacere ti... Va benissimo, ti ringrazio ancora e alla prossima. Antonio Moschella, ragazzi, un applauso in ritardo virtuale. Saluti a tutti, grazie. Ciao. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie per l'ascolto. Antonio Moschella, che potrete seguire domani su Radio Marte Sport Live, non dimenticate, fatemi anche questo favore tra amici che si scambia, eccetera eccetera. Qualcuno dice che somiglia a Calaiò, io penso continui a somigliare a Reina, ma a voi i commenti sotto questo punto di vista. Un bacio, non vi perdete le ultime cose perché ci saranno video a raffica.